Direttore, i Musei Civici di Treviso verso l'accessibilità, come cercate di arrivare a questo importante obiettivo? Beh, il nostro compito innanzitutto è quello di essere fruibili. La nostra missione è quella che l'arte diventi un bene alla portata di tutti quanti, dei bambini, degli adulti, degli anziani, ma anche di chi ovviamente sembra sentirsi lontano da questo mondo, quelli che hanno difficoltà cognitive, sensoriali, chi ha difficoltà motorie, tutti devono entrare al museo e sentirsi parte di una comunità e poter fruire del bello. Ovviamente noi lo facciamo abbattendo le barriere architettoniche, come ovvio che sia, ma soprattutto studiando percorsi che siano accessibili, che siano adatti alle necessità di ciascun tipo di utente. Quindi percorsi sensoriali, percorsi tattili, percorsi musicali, attività didattiche studiate per ogni fascia d'età. Noi abbiamo avuto la fortuna di vincere un importante bando PNRR e investire oltre €500.000 su questo settore, e il Museo Bailo penso sia uno dei primi, se non l'unico, museo che veramente è accessibile in ogni forma e in ogni sua opera d'arte a tutti gli utenti.